Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Radio Libertà, che giorno è? Vogliamo iniziare? Sapete che in questa rubrica e anche in questa radio c'è l'amore per il cinema e vogliamo commemorare un attore che ha avuto la sua fama. Qui c'è stato veramente un pensiero identico tra me e Vincent. Io avevo visto a casa la notizia questa mattina, ho detto beh, me l'avrà vista anche Vincent, magari se fa qualcosa, eccetera. Sto parlando di Val Kilmer, che nel 1990 interpretò, forse era il 91, comunque interpretò Jim Morrison nei Doors di Oliver Stone. Grandissimo film, grandissima interpretazione, forse per me meritava l'Oscar. Poi interpretò anche Batman, insomma un attore che negli anni 90 era molto amato da quelli della mia generazione, poi si è ammalato, è sparito dai radar. Vincent, sono arrivato qui, vieni che ti faccio sentire. Aveva preparato proprio una clip in commemorazione di questo grande attore, per me grande attore, sicuramente molto popolare. E allora, oltre la pagina, che non è oltre la pagina, che giorno è? Radio Libertà vuole dare un piccolo contributo commemorativo a Val Kilmer. Everybody in. Ceremony is about to begin. Val Kilmer era nato il 31 dicembre 1959 e aveva cominciato a recitare a teatro, diventando poi famoso al cinema con il film Top Gun del 1986. Dove faceva il tenente Tom Iceman Kazansky. Nel 1991 Oliver Stone lo scelse per interpretare Jim Morrison nel film The Doors. Nel 1995 prese il posto di Michael Keaton come Bruce Wayne alias Batman nel film Batman Forever di Joel Schumacher. Negli anni seguenti recitò in altri film come It, la sfida con Al Pacino e Robert De Niro per la prima volta insieme sul set cinematografico. Il Santo nel 1997 e Kiss Kiss Bang Bang del 2005. Famoso anche per aver rifiutato di recitare in film capolavori. Nel 1983 ha rifiutato un ruolo in I ragazzi della 56esima strada di Francis Ford Coppola perché era impegnato a teatro. 3 anni dopo ha detto no a David Lynch, che gli aveva offerto una parte in Velluto Blu. Nonostante la malattia, aveva continuato a lavorare, tornando nel 2022 in Top Gun Maverick, voluto dallo stesso Tom Cruise, dove la sua voce era stata rifatta con l'aiuto dell'intelligenza artificiale per via della malattia. Val Kilmer. Crede nelle droghe, signor Morrison? Credo negli eccessi. E nell'alcol? Lo considera parte della saggezza di uno sciamano? È il concetto di vita americano. Lo sapete, spendiamo più soldi in sigarette e alcolici che per l'educazione. Signor Morrison, un nome della stampa britannica. Dove vede i Doors tra 5 anni da oggi? Il libero amore è solo una scusa per il sesso. Cosa spendete i vostri soldi? Io credo in un lungo, prolungato sconvolgimento dei sensi per raggiungere l'ignoto. Oh, io vivo nel subconscio. La scialba ragione separa l'infinito da noi. Per caso lei adesso è in trance, signor Morrison? Tu soffri? Cosa? Cos'è che più t'angoscia?
Allora, avete sentito Val Kilmer, grazie a Vincent Vega per questo contributo, e noi andiamo avanti con la trasmissione Inconvenevoli formulaici, per ricordarvi che siamo qui insieme a Francesco il Magnifico, splendidamente sulla tolla di comando in regia tecnica, in simultanea con voi quando sono scoccate chiedo scusa, le 12:48. Entrambi, Francesco ed io, siamo sospesi a 139,2 metri sopra il livello del mare. La Commissione interna ha stabilito che in questi locali la temperatura si è assestata a 24,5 gradi centigradi sopra lo zero, esternamente sono 15,6, 47% l'umidità, 1018 millibar la pressione. L'abbraccio che non può che essere forte, signora Carmela, signora Clotilde, signora Adriana Angela, che ci seguono, ma ve lo garantisco io, ci seguiscono anche dal canale televisivo terrestre, il 252, perché questa è una radiovisione. Chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Vi ricordo gli altri supporti per seguirci: la Radio DAB, naturalmente, il sito radiolibertà.net, e poi il profilo Facebook, indispensabile per orientarvi attraverso le nostre trasmissioni, e dove troverete ogni notte che il cielo manda in terra la sinossi delle interviste che poi ascolterete inoltre la pagina. Poi Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne staremo riconoscenti. E poi ancora le applicazioni iOS e Android, indispensabili per ascoltarci ovunque voi siate sulla costa terrestre con i vostri cellulari, Twitch, social di ultima generazione, e anche YouTube a tagli alterni. Di quel che c'è non manca nulla. Vi ricordo il numero di telefono per, se volete intervenire, 0292947222, poi anche il WhatsApp che è 340 670 9659. Andiamo a vedere adesso l'anticipo, la sinossi, come vi ho detto, delle trasmissioni. Chiedo scusa, ma il sbisiguest. Allora, un meme, come si chiamano? C'è una bambina e la scritta: ciò che non vuoi che sia fatto a te, non farlo agli altri. Ma dove sta il bello? Io faccio agli altri quello che non voglio venga fatto a me, lì il gusto. Allora, saggezza comunque in questa frase, e poi mi arriva: ciao Radio Libertà, ricambio i saluti e ringrazio. Dunque parleremo di politica internazionale. Stasera alle 20, mi sembra 22, scattano i dazi, ma non parleremo di dazi, ma parleremo di Trump, perché il quadro, indirettamente, perché con il professor Paolo Musso, che è docente di filosofia della scienza, partendo da un suo editoriale apparso sul sito di Fondazione Hume, parliamo di quello che sta succedendo in Europa. Un'Europa che dopo 80 anni, ma il professore mi ha corretto, sono 77 anni di pace, perché la pace si è interrotta 3 anni fa. Qualcuno osserva le guerre nei Balcani, ma nella ex Jugoslavia, diciamo che siamo anche quelle andrebbero ricordate. Comunque sta di fatto che l'Europa, quella dei 27, quella dei 7 eccetera, come la intendiamo, ha vissuto un periodo molto lungo di pace, e secondo il professore ha perso di vista l'essenza della diplomazia, quello che pare ormai, no? Quello che emerge anche dai discorsi dei politici. Basta pensare il kit della commissaria alla gestione della crisi, Hagia Labib, è quello di immaginare che diplomazia sia sedersi tutti attorno a un tavolo e discutere e poi trovare la soluzione. Quello che volemmo sebbene all'italiana, che non è la diplomazia. Spiega professore come la diplomazia sia fatta sì di momenti, diciamo, di condivisione, ma anche di minacce, di ricatti, di do ut des, insomma non molto diversa da una trattativa d'affari. E questo spiegherebbe il comportamento di Trump con Zelensky. Spiega il professore che è stato Zelensky in realtà a mettersi nella condizione
di essere trattato in quella maniera, perché Trump voleva porsi come mediatore tra Russia e Ucraina, solo che l'esordio, quindi premeditato di Zelensky, è stato di dire non possiamo trovare accordi con un killer psicopatico come Putin, perché Trump lo ha mandato a quel paese, perché gli ha mandato in aria, gli ha fatto saltare in aria quello che era il percorso. Ma ciò nonostante, visto che le trattative diplomatiche non sono diverse da quelle degli affari, Trump ha davanti un'urgenza, quella delle terre rare, perché altrimenti c'è il monopolio della Cina. Quindi lui non può permettersi di mandare a quel paese l'Ucraina e non può nemmeno permettersi in realtà che sull'Ucraina mettano le mani Putin. Allora, sempre secondo il professore, io sto esponendo una ricostruzione che ho trovato molto interessante, peraltro, del professor Musso, ripeto, e secondo il professore, allora bisogna capire che Trump, come ha detto la politologa americana Claudia Brühwiler, va preso sul serio ma non alla lettera. Quindi anche il suo, diciamo, faccia dura, muso duro, in Veneto muso duro berretta fracada dicono, nei confronti dell'Europa, in realtà poi dovrà tradursi nei fatti, perché proprio perché non può, se l'Europa decide di sostenere l'Ucraina, non è che poi gli Stati Uniti possono girarsi dall'altra parte, possono avere un atteggiamento diverso da quello che avevano con Biden, ma non possono rovesciare completamente il tavolo, e quindi staremo a vedere anche su questo fatto. Per capire per quale motivo si dice bisogna fare attenzione a Trump, va preso sul serio ma non alla lettera. Per esempio, cita la questione del canale di Panama. Aveva minacciato di riprenderlo con la forza, aveva fatto la voce grossa. E cosa ha fatto? Cosa hanno fatto a Panama? Non hanno rischiato. Quindi prima Panama è uscito dalla nuova via della seta e poi ha permesso a un consorzio americano, dove peraltro c'è anche una partecipazione italiana, di comprare la società che controlla i 2 porti all'estremità del canale, e quindi ha ottenuto, senza nessun atto di forza, solo con la minaccia, ha ottenuto quello che voleva. E secondo il professor Musso succederà così anche con la Groenlandia. Questo comportamento ha dei rischi. Qual è il rischio? Che qualcuno venga a vederti il bluff. E se qualcuno viene a vederti il bluff, allora sono dolori. Ed è per questo motivo che, secondo ci sono possibilità che alla fine sia inevitabile lo scontro tra Donald Trump e Vladimir Putin. E questo poi alla fine quasi un finale da un thriller del professore. E poi questa è la prima parte alle 13.35 del punto dell'oltre la pagina, il punto politico è morto defunto. Alle 14.35 con Giuseppe Liturri, a volte ritornano. Stiamo parlando di Mario Morti, perché Mario Morti la scorsa settimana ha pubblicato un editoriale dove si dice preoccupato perché sia l'opinione molti politici, ma anche l'opinione pubblica non è lieta, non fa salti di gioia all'ipotesi del riarmo. E allora lui dice che non va bene. Curiosamente, quando non sono d'accordo con lui, le persone devono maturare, stanno sbagliando, eccetera, eccetera, eccetera. Il professore Meneghino, o Insubra addirittura, che lui è un po' varesotto, un po' milanese, padano puro sangue, pensa un po'. E evoca l'unità nazionale, Mario Morti, e per farlo, per essere convincente, porta 2 prove a suo favore, solo che sono 2 prove a suo favore mica tanto, perché l'unità nazionale nel 96, per entrare nell'euro a tutti i costi, voluta da Romano Prodi, signori, c'è poco da questionare. Ripeto, io ho commesso un errore, una leggerezza, no, l'ho salvato, non so se l'ho stampato, quel servizio, quello studio pubblicato online da Sole 24 Ore, è stato l'euro a impoverire i salari.
È l'unico modo, no, per controllare, cioè, pe per controllare il debito pubblico, eccetera, eccetera, è stato deciso un cambio che ha penalizzato i salari. Tanto ce ne eravamo accorti tutti nel 2002, ma non potevi dirlo, cioè tu lo dicevi anche, ma i giornali si giravano dall'altra parte. Poi a un certo punto, io me lo ricordo, ho preso da lontano un telegiornale, mi sembra, ma in Germania non sono tanto contenti dell'euro, dovrebbero fare le feste, infatti loro sono stati tra quelli che hanno avuto più vantaggi. E poi alla fine, insomma, si è fatto i conti un po' alla volta, anche se ancora adesso diciamo queste due fate morgane, come lavorare un giorno in meno e prendere un giorno in più, alla faccia, alla faccia. Sto imitando quel signore che picchia le giornaliste che gli fanno domande sgradite in modo molto patriarcale, quel campione del patriarcato che è Romano Prodi. E poi evoca anche se stesso, Mario Morti, il suo biennio 2011-2012, quando Napolitano lo dice, stavolta lo dice proprio apertis verbis, Napolitano ha fatto fuori Berlusconi e ha messo lui al suo posto, solo che quel biennio di lacrime e sangue l'Italia è andata avanti a pagarlo con recessioni e impoverimento per 8 anni. Allora, questa è la presentazione, la sinossi delle interviste. Tra pochi minuti dopo l'intervallo musicale invece faremo il Che giorno è vero e proprio. Prego. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Dal produttore al consumatore, Sicurbet produce impianti d'allarme per case, negozi, uffici e capannoni e oggi ti presenta Dialogos, l'unico antifurto senza fili che ti permette di rimanere in casa d'allarme inserito e a finestre aperte. Sicurbet offre l'impianto d'allarme senza fili a partire da €950 con 2 anni di garanzia integrale. Telefonate subito al numero 348 71 59 492 per conoscere Dialogos e alle prime 5 telefonate il combinatore telefonico è in regalo.
Allora, bentornati. Adesso c'è Sveva che si è avvicendata a Francesco. Sveva meravigliosamente sulla tolla di comando di regia tecnica. Con Sveva è rimasta molto impressionata. Beh, ci mancherebbe diversamente. Il capo di la ragazza universitaria trovata in una valigia. Hanno trovato il corpo in una valigia. Sara Campanella, ieri sentivo, commentava Antonino Danna, e ci stavo facendo un discorso perché ieri, vi ricordate, abbiamo parlato con Maurizio Tortorella della legge sul femminicidio che sta trovando, diciamo, degli ostacoli tipo costituzionali. Siamo sicuri che la legge, siamo sicuri che questi siano comunque i sistemi per prevenire, per cambiare le cose, perché al di là che siamo impressionati dalle cronache, al di là che i numeri dicono che i femminicidi stanno diminuendo, il punto è che sono troppi, perché anzi quello che non mi ritorna è che se ne parla con grande risalto e però non diminuiscono in modo sensibile. Dovrebbe esserci una specie di influenza sulla mente delle persone. E qui mi sfugge, ne parlavo, glielo avevo anche detto precedentemente, ma mi ripeto. Tempo fa, proprio guardavamo le solite cose televisive, per carità, c'è di meglio, ma magari dopo pranzo, dopo cena, a mezzanotte, l'una, guardi quelle trasmissioni lì, insomma, i talk show. E io sono rimasto stupito da una cosa. Intervistano questi ragazzi, 20 anni, eccetera, c'erano stati dei casi di violenza. Eh no, ma aveva la minigonna, eh no, ma se una si veste così se la va a cercare. E questa è una cosa di pochi mesi fa, se era o era la fine del 2024 o era i primi del 2025. Nel 1979, 80, 81, ragazzini noi altri, se uno diceva una cosa del genere, gli davano, cioè, ma vergognati, gli dicevano. No, lo riprendevano uno che avesse detto, magari quello che parla in dialetto, "Vara quella lì come che le vestia", e dopo lo guardavano come un cretino, ma peggio. E allora mi domando: com'è possibile che a distanza di 45 anni, i giovani, s non tutti, ma ci siano giovani che davanti alla telecamera, davanti a un microfono, prospettano questo tipo di pensiero che 40, 45 anni fa al bar, veniva stigmatizzato. Al massimo si poteva pensare fosse il pensiero di un vecchio cretino, di uno antiquato, di un retrogrado. Un pensiero quindi che non funzionava in ogni caso, per termini etici, ma anche perché era fuori da ogni contesto. Proprio visto da destra e da sinistra, non politico, dall'alto e dal basso, quel concetto veniva visto come sbagliato. Cosa c'è sfuggito? Cosa, ehm, per quelli, i vecchiotti della mia età, certi discorsi non sono neanche da farsi, insomma, no, ci mancherebbe, e ci mancherebbe. Invece ci sono molti giovani, e forse sono poi questi giovani che commettono questi delitti terrificanti, perché immagino anche poi la preoccupazione di tutti, chi ha figli, figlie, ehm, non c'è, diciamo, non io non ho commenti, volevo solo condividere questa realtà che mi ha stupito, mi ha sorpreso. Dopo 45 anni scoprire che è stato fatto il cammino del gambero. E allora andiamo oltre, parliamo di qualcosa di celebrativo. Oggi è una giornata un po' così, la commemorazione di Val Kilmer, poi queste notizie orrende, e fatemi cambiare registro, perché oggi è la festa della patria del Friuli, perché no, come non detto, no, siccome l'hanno spostata, comunque i Longobardi al comando del re Alboino scendono in Italia dalla Pannonia attraverso il passo del Predil nelle Alpi friulane. Quella è una notizia. La festa del Friuli era il 3, comunque
si celebra il 6, domenica 6 viene celebrata, mi sembra, non vorrei prendere fischi per fiaschi, a Sacile. È una festa che è stata istituita negli anni 90, molto calteggiata dalla Lega Friul, che era l'erede del movimento Friuli, e mi ricordo c'era la pagina fissa sulla Padania curata dal sottoscritto il giorno della festa della patria del Friuli. Adesso chiedo scusa, c'è stata una sovrapposizione di informazioni. Comunque oggi, domani è la festa del Friuli di calendario, poi viene fissato un giorno festivo per poterla celebrare. Tutti coloro che si sentono friulani, che hanno qualcosa di friulano, di solito sono invitati a esporre dalla finestra la bandiera del Friuli, quella a sfondo bianco, azzurro, l'aquila turchese. Se lo fate, fate una cosa gradita ai friulani. Andiamo avanti. È il genetriaco di Carlo Magno. Conoscere una seconda lingua significa possedere una seconda anima, diceva Carlo Magno. Mica pizza e fichi. Poi abbiamo scusate, Giacomo Casanova, che disse: dalle donne inesperte si possono imparare molte cose. Che, se non sbaglio, è stato l'inventore dell'otto, il veneziano Giacomo Casanova. Poi abbiamo dovremmo celebrarlo di più, perché ha fatto compagnia a tantissimi bambini, ma compagnia in senso proprio bello. Le fiabe di Andersen, di Hans Christian Andersen, danese. E poi scrisse: quando le parole falliscono, la musica parla. Poi abbiamo Émile Zola, spegni la candela, non ho bisogno di vedere il colore dei miei pensieri. Scrittore, giornalista, saggista. Pensate che il cognome che fa pensare a delle origini corse, in realtà, o addirittura sarde, in realtà era figlio di un veneziano che a sua volta era di origini bresciane, però è francese ovviamente. Il pittore surrealista notevole Max Ernst, c'era stata una bellissima mostra dei surrealisti qui a Milano qualche anno fa, pre-Covid. Puoi bere le immagini con i tuoi occhi. Poi si parlava di grandi attori. Alec Guinness: gli attori sono completamente vulnerabili, ha detto. E poi abbiamo il pittore, restiamo nell'arte, Giuseppe Zigaina. Si è espresso anche cinema, radio, TV, teatro. Era molto amico di Pierpaolo Pasolini. Giuseppe Zigaina, friulano. E poi ancora un grandissimo attore che a 91 anni mi risulta calcare ancora le assi del palcoscenico. Credo sia andato in scena anche vicino a casa sua recentemente, ho visto sui giornali. Umberto Orsini, lui è novarese di nascita. Negli anni 70 era arcipopolare, perché era lui è attore prevalentemente di teatro, poi credo ha fatto anche cinema, fatto anche, credo abbia fatto anche il doppiatore, radio, tanta televisione. Era famoso anche perché era fidanzato con una delle due gemelle Kessler, ed era interprete di quelli che un tempo si chiamavano sceneggiati, che adesso li chiamano fiction. E, per dire, i fratelli Karamazov, lui era uno dei protagonisti, faceva 15 milioni di spettatori.
quindi è vero che non c'era Mediaset, non c'era Rai 3, c'è solo Rai 1, Rai 2. Comunque la dimostrazione è che se tu alle persone offri un prodotto di qualità, non è vero che tu alle persone devi offrire il peggio. Non funziona così. Lo avete sentito? Six Soul Healing, Marvin Gaye, musicista molto, molto popolare negli anni '80 e che, pensate, venne ucciso dal padre dopo un litigio. Il padre gli rimproverava la vita dissoluta e purtroppo è finito così. Un musicista di grandissimo valore. E poi ha vinto un Oscar, una nomination e un Oscar, recitando la parte di un uomo. Lei è Linda Hunt. Tra l'altro è anche la protagonista di una serie televisiva piuttosto fortunata, statunitense. Lei fa la parte di una boss dei servizi segreti, Linda Hunt. Poi sentirete anche anche lei nella musica per voi. Sto parlando di Emmylou Harris, country, pop, rock, chi più ne ha più ne metta. Sono vanitosa come tutte le attrici, se lo può permettere perché è bella e brava Giuliana De Sio, che se vogliamo è sorella d'arte, perché la sorella Teresa De Sio è una famosa cantante. Quello che non mi risulta è perché Teresa è nata a Napoli, mentre Giuliana è salernitana. I genitori sono sempre gli stessi. Qualcuno ogni tanto si sposta. Comunque auguri a lei. Poi sapete perché me la ricordo adesso questo genetriaco? A parte un cognome meraviglioso per me, per motivi personali, è un cognome che mi evoca ricordi di rivincita contro il male, il bene che vince contro il male, quindi è un cognome che adoro, Flavia Perina, quindi Flavia Perina è un cognome fantastico, e è stata anche direttore del Secolo d'Italia e adesso scrive abitualmente sulla Stampa. Questa lei me la ricordo perché quando leggevo i suoi articoli anche sul Secolo d'Italia, proprio appena arrivato qui anche a Radio Padania allora, dicevo, magari parlando come sto facendo adesso, questa è quella classica di destra che è diventata di destra perché da giovane è andata a iscriversi alla FIGC e l'hanno cacciata via perché non era all'altezza. Quindi le è rimasto il complesso di non essere entrata a sinistra e quindi diciamo è una figura che vive anche di frustrazioni e di rivincite. Avevo talmente ragione che adesso scrive come la più sinistra delle sinistre sulle pagine della Stampa. Ci ho azzeccato, avevo ragione in pieno. E quindi cosa ho vinto? Una banana lessa. Allora, come diceva sempre un mio amico, comunque onori a questo meraviglioso cognome che ha il sapore della rivincita, il bene che vince sul male. Che bello, che bello, che bello. E poi andiamo avanti con Gelindo Bordin, di origine vicentino, è stato il primo italiano a vincere la maratona olimpica. Accadde nel 1988 a Seul. Tanto lui che secondo me aveva più un fisico da mezzo fondista, no? I fondisti sono sempre 10.000 e in maratona sono sempre magrissimi, esili, sono proprio quasi cadaverici. Invece aveva una muscolatura e anche più di 1,80. E comunque è stato anche lui molto celebre per la vittoria. Infine, un attore molto bravo, ha già avuto 2 nomination, 0 Oscar, ma prima o poi ce la farà.
la mamma irlandese, il papà tedesco, ma lui si sente irlandese, detesta essere tedesco, ha detto in un'intervista. Sto parlando di Michael Fassbender, ce lo ricordiamo anche in Bastardi senza gloria, e poi comunque anche in altri film piuttosto famosi e celebrati. Direi che per quanto riguarda i genetriaci, ricorrenze e commemorazioni, possiamo fermarci qui e andiamo con la musica per voi e dopo riprenderemo tra pochi minuti con i rilevamenti demoscopici sondaggetti.
luce. Oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Riprendiamo la diretta e i sondaggetti. SVG, committente la 7, Fratelli d'Italia 29,8, boom. Partito Democratico 22,5, Movimento 5 Stelle 11,9, Forza Italia 9,1, Lega 8,4, Verdi e Sinistra 6, Azione Calenda 3,9, Italia Viva 2,6, Renzi. Togliamo la condivision. Allora, adesso se ne va la condivisione e poi ne abbiamo 3 oggi di sondaggetti, rilevamenti demoscopici. Sulla guerra in Ucraina è realizzato da Euromedia Research, osservatorio politico, il committente, osservatorio politico Euromedia Research. Dunque, domanda, da che parte sta pensando al conflitto in Ucraina? Parte russa 13,1, ucraini 39,5, nessuna delle due parti 43,4, non sa il 4. Comunque direi molto divisi, comunque anche abbastanza chiari, nessuna delle due parti è la posizione preponderante, 43,4, poi dalla parte dell'Ucraina 39,5. La nuova politica di Donald Trump porterà a una soluzione del conflitto? Sì per il 34,4%, no per il 39,1%, non sa il 26,5%. In che misura la guerra in Ucraina ha influenzato la sua vita quotidiana? Molto 5,8, abbastanza 30,9, poco 31,2, per niente 22,4, non sa 9,7. Come percepisce la risposta del governo in merito alle ripercussioni della guerra in Ucraina? Molto efficace 3,2, abbastanza efficace 19,7, quindi 22,9 promuovono il governo, mentre il 54,8 lo bocciano, poco efficace 28,9, inefficace 25,9, non sa il 22. Cosa è disposto a fare per l'Ucraina? Cosa si aspetta che faccia il governo italiano per l'Ucraina? Inviare aiuti umanitari alla popolazione 37,5, allinearsi all'Europa e alle sue decisioni 19, inviare armi 12,8, allinearsi agli USA e alle sue decisioni 10,4, inviare truppe italiane 5,8, inviare denaro 5,7, niente 26,7, altro 1,7. Togliamo la condivisione e andiamo all'ultimo sondaggio, anche perché sono le 13:29. Gli italiani, l'attualità, realizzato da Tecne, committente RTI. Il voto: Fratelli d'Italia 29,6, PD 22,4, Forza Italia 11,5, 5 Stelle 11,5, Lega 8,3, Verdi Sinistra 5,9, Calenda 3, Italia Viva 2,2, Renzi. In caso di rapina in casa, deve essere considerata sempre legittima difesa sparare e uccidere un ladro? E qui c'è una risposta sulla quale c'è molto da pensare. Sì, per il 54% degli intervistati di questo sondaggio è legittimo è sempre legittima difesa sparare e uccidere un ladro. Tra l'altro sentivo i giornalisti di Repubblica in una trasmissione lunedì da Porro, parlava del diritto. Il diritto viene deciso, è un contratto, una condivisione tra i cittadini e coloro che li amministrano. Il diritto serve per la convivenza
perché si parlava del risarcimento, orribile risarcimento ai parenti del criminale ucciso, orribile risarcire i parenti, chiedono 1 milione, sono cose vergognose. E però il diritto in un paese come gli Stati Uniti, che adesso per quelli di sinistra, siccome c'è Trump, è un paese orrendo, ma io mi ricordo l'editoriale di Gramellini quando Barack Obama venne eletto, mamma gli Stati Uniti, il paradiso della nobiltà, della bellezza, di tutto, e lì, da quello che mi risulta, se entri in una proprietà che non è la tua, ti possono uccidere. Che mi fa venire in mente il diritto veneto, vigente fino al 6, forse anche fino al 700. Ve ne ho già parlato anni fa. Secondo il diritto veneto, se tu vedevi nella tua proprietà uno zingaro, era scritto così, sto riportando il relata refero, potevi ucciderlo. L'unico obbligo che avevi è riferire alle autorità competenti che aveva ucciso uno zingaro nella tua proprietà. Lì forse siamo un po' troppo esagerati, però questo per dire che quelli che si riempiono la bocca, il diritto, il diritto, il diritto. Il diritto è un contratto che individua qual è la migliore misura per la miglior convivenza. Stop! Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Va ora in onda Oltre la pagina. Quindi, come dicevo, l'argomento con il prossimo ospite sarà la pace, sarà Trump, sarà Putin, insomma un'Europa che dopo, io ho detto 80, in realtà sono 77 anni perché dal 2022 si è, diciamo, interrotto questo idillio, un periodo molto lungo di pace, l'Europa ha smarrito forse anche il senso della diplomazia. Ne parliamo con il professor Paolo Musso, lui è docente di filosofia della scienza, riprendiamo anche un suo editoriale apparso sul sito di Fondazione IUM, se volete andare ad approfondire è open, potete leggere. Intanto fatemi dare il bentornato ai nostri microfoni al professor Musso, grazie per essere qui con noi professore. Buongiorno, anche se qui dovrei dire buona mattina perché sono in Perù, sono alle 6 di mattina, comunque sono contento di essere con voi di nuovo. Allora, anche contro il fuso orario, grazie professore. Allora, parliamo di questa Europa che ha smarrito il senso della democrazia. Lei ha scritto, no? Per molti la diplomazia significhi sedersi tutti intorno a un tavolo, ma quello è il vecchio volemos bene all'italiana. La diplomazia funziona in termini diversi, per questo anche magari qualcuno ha pensato che Trump sia stato un bullo nei confronti di Zelensky. No, ci sono altri meccanismi. E poi, professore, c'è la sua conclusione che potrebbe essere anche il punto di partenza, ma magari ci arriviamo per gradi. Lei pensa che sia inevitabile che alla fine quelli che adesso sembrano amici, sembrano intendersi, già meno in queste ore, a dire la verità, Trump e Putin alla fine tra i due lo scontro sarà inevitabile. Ma allora andiamo per gradi, parlando anche dell'Europa che ha smarrito il senso della diplomazia e anche della pace. Ma quello che io ho notato è semplicemente che noi ci siamo abituati troppo bene, da un lato per fortuna, meno male che appunto abbiamo avuto questo lunghissimo periodo senza guerre, ma ci siamo abituati a considerarlo normale, mentre è un'eccezione unica nella storia. Siamo i primi che la prima generazione, quella che è nata subito dopo la seconda guerra mondiale, che non ha mai conosciuto una guerra, almeno direttamente. Però oltre a questo abbiamo perso anche il senso di cos'è la diplomazia. Certo che la diplomazia è anche sedersi intorno a un tavolo, ma insomma è sempre stato una trattativa, soprattutto quando appunto si tratta di pace e di guerra, e non soltanto delle questioni a cui siamo abituati l'Unione Europea, per fortuna che abbiamo avuto da preoccuparci solo di cose molto meno importanti, meno gravi, ma quando si tratta della pace, della guerra, della vita e della morte, la diplomazia è sempre stata un gioco molto duro, anche sleale, dove è successo di tutto, è sempre stata connessa anche con lo spionaggio, per esempio. C'è gente moltissimi ambasciatori che ci hanno lasciato la testa letteralmente. Voglio dire che siamo così sconvolti da un modo, certamente anche Trump ha anche un modo un po' strano, perché è un tipo strano, però alla fine, se uno va al di là della forma, nella sostanza lui vuole fare una trattativa sparando grosso all'inizio, sperando così di ottenere di più. Poi in genere cala le pretese, è abbastanza assurdo che sia stato preso sul serio cose
che ci sia gente che pensi che davvero lui vuole invadere la Groenlandia o cose del genere. Mi permetto di aggiungere una cosa che non c'è nell'articolo. Secondo me l'unico che aveva capito come prendere Putin è stato Berlusconi, che aveva capito che con uno così, se vuoi portarlo dalla tua parte, non devi ragionarci, ma devi sedurlo, fargli trovare il gusto di sentirsi importante, trattarlo bene, fargli anche le feste, anche qualche donna, sono cose che sono sempre fatte, solo che noi ormai siamo diventati così delicatini su tutto che questo ci scandalizza. Ma insomma, se qualche prostituta riesce a evitare una guerra, io le farei un monumento, e invece no, il risultato è che adesso la guerra ce l'abbiamo alle porte di casa. Secondo lei, professore, questo riarmo Europa cosa può comportare, cosa significa, che segnale è? Non so se lì in Perù è arrivata l'eco del video della commissaria per la sicurezza europea che presentava il kit per la sicurezza. C'era il coltellino svizzero, c'era il mazzo di carte per il solitario, c'era insomma quelle cose lì che ha fatto ridere un po' il mondo. Però stiamo parlando invece di cosa seria, e io notavo, professore, avendo una certa età, che si parla con molta facilità e anche leggerezza di guerra. Ha iniziato Ursula von der Leyen, la numero 1 europea, l'anno scorso, prima di essere ricandidata, in un congresso, sempre credo a Strasburgo, con il Parlamento europeo, parlò espressamente di necessità di riarmarsi perché c'erano le prospettive di guerra. Come siamo arrivati a questo punto, e cosa significa? C'è un'Europa immatura o forse una presa di coscienza? Cos'è questo atteggiamento del tutto nuovo? Io non sentivo cose del genere da sempre praticamente. Ma sì, dunque, allora, lasciamo stare il video, che quello sì l'abbiamo visto anche qua, cioè, sicuramente è grave che escano cose del genere, però fa parte di un processo generale di rincoglionimento dell'umanità che purtroppo va avanti da parecchio tempo. La questione della difesa europea è una cosa seria e per certi versi è un bene che finalmente il tema sia venuto fuori, però certo è venuto fuori in un modo molto disordinato, frenetico e certamente senza rifletterci bene. Spero che in futuro poi si possa ragionarci e riportarlo a una dimensione più ragionevole, perché effettivamente una cosa è vera nelle critiche che sono state fatte, e cioè che non ha molto senso che si riarmino i singoli stati. Quello che bisognerebbe fare è non tanto per ora, anche perché molti non lo vorrebbero, ma comunque creare un esercito europeo unico è veramente una cosa molto lontana nel tempo, però uniformare la produzione delle armi, che purtroppo sono necessari entro certi limiti per preservare la pace, questo sì, e potrebbe alla fine anche fare sì che questa cosa non costi poi così tanto, perché ci farebbe risparmiare molto e per l'Italia potrebbe perfino essere un buon affare, perché anche se nessuno lo sa, come spesso succede con le eccellenze italiane, soprattutto poi in certi campi, ma noi vendiamo armi agli Stati Uniti d'America, cioè per esempio gli elicotteri di Finmeccanica, che io mi rifiuto di chiamare Leonardo, nessuno nel mondo sa che cos'è Leonardo, adesso forse iniziano a impararlo, ma Finmeccanica era un nome famosissimo. Noi vendiamo elicotteri da guerra agli Stati Uniti e le pistole Beretta, quindi potrebbe perfino essere un affare, certo, però andrebbe fatto in un modo più sensato. Però il problema esiste, anche perché appunto dentro la NATO non è mica Trump il primo che ci ha chiesto di contribuire un po' di più
perché è iniziato Clinton un quarto di secolo fa, e hanno pure ragione, perché insomma noi abbiamo vissuto tutti questi anni, il nostro benessere è in parte dovuto anche al fatto che le spese della nostra difesa di fatto le pagano gli Stati Uniti, che non hanno tutti i torti a essere stufi. Ecco, però mi permette di dire una cosa che così va anche su un discorso più generale. Un aspetto specifico è quello della questione del nucleare. Lì si vede che veramente c'è una confusione terribile su aspetti fondamentali, anche tra i politici, ma anche tra gli esperti di cose di guerra, perché il nucleare è una cosa su cui si dicono le cose più incredibili. Per esempio adesso si dice che a parte che non esiste proprio la possibilità che gli Stati Uniti lasciano la NATO, prima perché Trump non ne ha nessuna intenzione in realtà, ma anche perché ci vuole un voto a maggioranza dei 2/3 del Congresso americano, che ovviamente non avrà. Ma però si discute che il nucleare, le armi nucleari della Francia non sono sufficienti perché sono solo 200-300 testate, ma altro che se sono sufficienti. Voglio dire, con 200 testate chiunque è in grado di mandare l'età della pietra a qualunque paese, quindi come forza di dissuasione funziona benissimo. Non serve essere capaci, come una volta dissero i russi e gli americani, quando erano loro più testati, gli americani dissero a Khrushchev: attenti perché noi possiamo distruggervi 6 o 7 volte, e Khrushchev gli disse: no, è solo una, ma è sufficiente. Ecco, vale anche qui. La Russia ha 7.000 testate, ma non ne servono 7.200, come dico, sono più che sufficienti. Però per altro verso, per un verso è sottovalutato, per un altro verso è sopravvalutato, perché in realtà le armi nucleari si crede che servano a distruggere in genere una grande parte del territorio, ma non è così. La vera forza delle armi nucleari è di concentrare una potenza enorme in uno spazio relativamente piccolo, e quindi ottengono il massimo quando si usano contro un bersaglio dove c'è uno spazio in cui c'è un'altissima densità di bersagli, cioè in parole povere una città. Le armi nucleari servono a distruggere le città. Usate in campo aperto invece la loro efficacia crolla verticalmente, per ragioni che adesso non posso spiegare tutte, ma c'è un articolo che ho sempre pubblicato su quel sito della Fondazione IUM che si intitola Il grande spauracchio parte 1, il nucleare di guerra. Chi vuole se lo vada a vedere e si renderà conto che in realtà le cosiddette atomiche tattiche non sono un'opzione sensata, è praticamente impossibile trovare una situazione in cui ha senso usarle, men che meno in Ucraina, in questa situazione in cui il fronte passa attraverso il Donbass, che i russi ritengono proprio, che Putin si vuole annettere, vuole difendere la popolazione per tirare una bomba contro l'esercito ucraino. Praticamente doveva colpire il territorio del Donbass, è una cosa che non ha alcun senso. Ma come dico, soprattutto che avrebbe un'efficacia molto limitata. Quindi il paradosso delle armi nucleari è questo, che sono una minaccia terribile se si usano contro le città, ma questa appunto è una minaccia così estrema che di fatto è molto difficile che venga messa in atto, mentre per il resto non sono molto diverse da usare da un bombardamento pesante fatto con armi convenzionali. La incapacità di comprendere questo aspetto è parte di un'incapacità più generale di comprendere che le guerre moderne sono un fatto essenzialmente di tecnologia, e che quindi per capire quello che succede ci vogliono competenze scientifiche e non geopolitiche. Infatti i nostri esperti di geopolitica, quando si tratta di dire come sta andando la guerra, chi può vincere, cosa bisogna fare, dicono cose pazzesche che non stanno in cielo né in terra, perché non capiscono nulla di questo aspetto. Professore, le interrompo perché un altro aspetto molto interessante di quello che ha scritto è che io, francamente, a me era sfuggito.
l'impegno economico nei confronti dell'Ucraina, cioè a parole sono stati è costato l'inverosimile. Poi leggo e scopro che per esempio l'Italia ha dato 20 volte in meno rispetto a Lituania, Estonia e Lettonia, che hanno dato il 2% del loro PIL, l'Italia invece lo 0,2, e hanno dato addirittura in assoluto 1 miliardo in più. E anche questo è una realtà dei fatti che emerge grazie a quello che ha scritto lei, che però non c'è mai stata posta in questo modo. Perché questo fingere? Ma perché questo è collegato con quel che stavo dicendo, perché in realtà che gli stati baltici diano di più si capisce perché hanno più paura, però il vero problema è che noi in assoluto abbiamo dato, in realtà, ma non solo l'Italia, tutti abbiamo dato molto poco, ma questa è una cosa che è sorprendente, infatti, che nessuno ne sia cosciente, che i governi non lo dicano. Si spiega col fatto che non hanno voglia proprio di parlare di questo argomento perché creano problemi, è una cosa che crea problemi, perché chi è contrario, qualunque sia la cifra, comunque sarà contrario, mentre chi è favorevole appunto potrebbe rendersi conto che in realtà è sufficiente. Ma vede, cioè, io sento, ci sono tantissimi che dicono che sempre di più, poi adesso questa trattativa che temo che non andrà in porto, ma che sostengono che è una follia pensare che l'Ucraina potesse sconfiggere la Russia. A parte il fatto che era follia anche pensare che dopo 3 anni fossero ancora in pareggio, e io qui, se mi permette, rivendico il fatto di essere stato l'unico, oltre a Zelensky, a dirlo, perché l'ho scritto, c'è un articolo sempre sul sito della IUM, è scritto dopo 2 settimane circa, in cui dicevo che con un piccolo aiuto da parte nostra l'Ucraina poteva fermare i russi. E questo perché l'esercito russo fa schifo tecnologicamente, e quindi e questo si capisce facendo. È andato via l'audio. Allora, una piccola interruzione, e allora avete sentito, stava entrando un po' nel cuore anche della questione. Vediamo se riusciamo a riprendere il collegamento con vi ricordo, siamo in collegamento dal Perù col professor Paolo Musso, docente di filosofia della scienza. Vediamo se riusciamo a ristabilire il contatto. Vediamo. Buongiorno, era caduta la linea, mi scusi. Allora, concludo il discorso rapidamente. Dicevo che il fatto di non fare i conti su questo nasce dal fatto di non avere la consapevolezza di nuovo di che cos'è esattamente la guerra moderna. Io ho fatto un conto di quanto è costata la guerra del Golfo attualizzata all'inflazione, che è durata 6 settimane, e è costata più di quanto noi abbiamo dato, tutti noi, cioè tutti i paesi del mondo, Stati Uniti compresi, in 3 anni all'Ucraina. Quindi è chiaro che sono aiuti assolutamente insufficienti, eppure sono bastati a tenere le cose sostanzialmente in parità. E quindi come si fa a dire che non si poteva pensare di vincere? Il fatto è che noi, oltre alla quantità, anche la qualità è stata scarsa, perché gli abbiamo dato spesso i fondi di magazzini, ferri vecchi, anche perché non ne abbiamo molte di armi, però su questo, per esempio, l'altra cosa assurda che si continua a ripetere è la superiorità numerica. Ma i russi sì, hanno una certa superiorità numerica, ma in una guerra tecnologica la superiorità numerica non conta nulla. Solo per fare un esempio, in cui i carri armati russi sono quasi tutti vecchi T-72 sovietici. Quando c'è stata la battaglia di Settembre-Isting, cioè la più grande battaglia di carri armati di quella nella guerra del Golfo,
nel deserto iracheno, si scontrarono gli Abrams americani contro i carri iracheni che erano T-72 sovietici, e la battaglia finì in questo modo. Gli americani persero 4 carri armati, 4, e gli iracheni 1350. Quindi è evidente che se noi avessimo dato all'esercito ucraino qualche centinaia di carri armati e di aerei ad alta tecnologia fin dall'inizio, la guerra l'avrebbero vinta anche facilmente e rapidamente. Certo, professore, mi scusi, la devo interrompere perché abbiamo 1 minuto e volevo arrivare alla parte finale, una sua previsione, scontro inevitabile alla fine tra Trump e Putin? Ma sa, la speranza è l'ultima a morire, però Putin non ha mai rispettato un solo accordo in vita sua di tutti quelli che ha firmato, e ha sempre avuto un atteggiamento aggressivo, perché secondo me non ci sta tutto con la testa. Insomma, già solo il fatto che ha fatto 16 anni nel KGB, dove ti facevano il lavaggio del cervello, ma soprattutto è stato il Covid, che abbiamo visto alcune immagini, quelle cose incredibili, quelle tavole lunghe 10 metri, cioè sono chiari segni di paranoia grave. Lui è stato per 3 anni senza toccare un essere umano, che è una cosa che manderebbe fuori di testa anche uno più equilibrato. Quindi io temo che lui in realtà proprio non contempli l'idea di fare la pace, e al massimo potrebbe accettare un accordo molto sbilanciato a suo favore provvisoriamente, ma il problema è vero che in questo momento lui non è in grado di attaccare altri paesi, ma il fatto è che però se continua a restare al potere continuerà verosimilmente questo piano di riarmo molto pesante, anche a costo di affamare la popolazione, rimarrà una minaccia. Il problema è che Trump non mi sembra che abbia un'idea di come costringerlo a trattare, anche perché non è facile, e perché lui ha dato per scontato che l'avrebbe fatto. E io temo che invece questo non funzionerà, e mi sembra che quello che sta succedendo comincia purtroppo a darmi ragione. E quindi in realtà l'unica cosa di cui Putin avrebbe paura sarebbe che gli Stati Uniti dessero un sostegno militare molto più consistente all'Ucraina, non certo le sanzioni economiche. E quindi non è che, ma io però questo l'ho scritto fin dall'inizio, che secondo me proprio trattare con Putin è inutile comunque, e anche pericoloso, perché appunto se si facesse anche la pace la farebbe solo provvisoriamente in attesa di poter attaccare di nuovo dalla posizione di maggior forza. Io temo che alla fine Trump si troverà in questa situazione molto difficile, in cui non so poi che cosa si inventerà per venirne fuori, perché lui aveva promesso di farla finire in breve tempo, e tra l'altro dicendo che ci sarebbe riuscito perché lui poteva costringerli a trattare, per cui non può neanche dare la colpa agli altri, perché comunque ha detto anche se non vogliono li costringo io. Non credo che lui sia in grado, così non è neanche in grado di costringere l'Ucraina a fermarsi, come abbiamo visto. In realtà non può metterla in difficoltà, ma non può impedirle di continuare la guerra se vogliono. Quindi se non si trova un accordo equilibrato, che con Putin mi sembra fantascienza, non credo che si potrà purtroppo fermare. E anche per questo il discorso sulla difesa europea, certo fatto in termini molto diversi, però è un discorso che bisogna iniziare a fare. L'abbiamo iniziato male, ma che l'abbiamo iniziato mi sembra positivo, però poi dovremmo sviluppare un po' meglio. È stato chiarissimo. Io purtroppo ho esaurito lo spazio, quindi devo chiudere. E intanto la ringrazio ancora. Paolo Musso, possiamo leggere anche su Fondazione Hume, docente di filosofia della scienza. Professore, grazie davvero, risentirci presto. Grazie a voi, arrivederci dal Perù. Arrivederci, salve. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. È un comune operaio di un cantiere edile, ma quando la figlia del suo capo viene rapita, dovrà utilizzare tutte le sue abilità da ex marine. Jason Statham torna al cinema il 10 aprile per sconfiggere una pericolosa organizzazione criminale.
dal regista di Suicide Squad e The Beekeeper, è Working Man, dal 10 aprile al cinema. Quando ero bambina, mia madre mi ha insegnato a fischiare, perché quando fischi è il cuore che canta. Provate a fischiettare, cantate un po' di più. Specchio servo delle mie brame, chi è la più bella del rame? Biancaneve. Disney presenta. Trovate Biancaneve. Ci divertiremo tanto! Ho avuto lo stesso pensiero. Qualunque sia A marzo, la scelta in mano mia, e quella poi la fiaba si rivela. più amata di sempre sta arrivando. Da che parte devo andare? Disney Biancaneve, dal 20 marzo, solo al cinema. Arriva al cinema il nuovo documentario su Pino Daniele, uno dei più amati maestri della musica italiana. La vittoria di un popolo e di un sud che si fa valere. Con 31 canzoni originali e un inedito. Pino, diretto da Francesco Lettieri. Evento speciale al cinema, 31 marzo, 1 e 2 aprile. Il premio Oscar Robert De Niro Hai preso una strada molto pericolosa. interpreta il duplice ruolo di Frank Costello e Vito Genovese. Ma perché non l'abbiamo mai prese prima? Diretto da Barry Levinson. Che è successo? Dai creatori di Quei bravi ragazzi, Bugsy e The Irishman. Ho chiuso. Di Alton Heights, i due volti del crimine, dal 20 marzo al cinema.
Il 5 e 6 aprile, nella Fortezza da Basso di Firenze, si terrà il Congresso Federale della Lega. L'evento inizierà sabato alle ore 14 e domenica alle ore 9. Radio Libertà trasmetterà la diretta con collegamenti, commenti e ascolteremo le vostre opinioni. Partecipa anche tu. Seguilo con noi. Il 5 e 6 aprile, Congresso Federale della Lega. Ascoltiamo l'Italia. Realizziamo le idee. Perfetto. Stavo rispondendo a Sveva che ha procurato un contributo da Montecitorio. Sentiremo Carrà della Lega parlare di forze dell'ordine. Andiamo però prima a fare un aggiornamento, una panoramica. Allora, questa notizia terribile: il corpo di Ilaria Sula trovato in una valigia. L'ex ha confessato la rabbia del fratello perché la studentessa 22enne era scomparsa lo scorso 25 marzo nella capitale. Portato in questura l'ex fidanzato 23enne è accusato di averla coltellata a morte in un appartamento dove hanno occultato il cadavere. Unione Europea, von der Leyen in contatto con i leader europei, Mattarella, serve una risposta determinata. Ha confessato il killer di Sara Campanella, non ha spiegato perché ha ucciso la ragazza. Sara seguita e uccisa in strada perché è l'assassino. Io stavo facendo con Sveva, che è rimasta molto appassionata, discorso che diciamo c'è sempre il giornalista che cerca di ricondurre alle misure, dice guarda che le statistiche sui femminicidi, le statistiche sulle rapine, sui furti, comunque le statistiche dicono che l'Italia è un paese relativamente sicuro rispetto ad altri paesi. Però chiacchierando io ho rovesciato, no? Sveva, una giovane donna, se ci fosse qualcuno che va in giro, se venisse fuori adesso 3, 4, 5 notizie di fila di anziani, anzianotti obesi, strangolati, uccisi e sgozzati, uno potrebbe dirmi, il solito giornalista preciso mi direbbe guarda che la statistica dice che gli anzianotti obesi uccisi sono pochissimi, ma io avrei terrore lo stesso, cioè sarei fortemente preoccupato. Quindi è difficile trovare quali siano le parole giuste, poi quando parli dietro un microfono è ancora in qualche modo più responsabilità, vengono in mente le cose elementari. La prima cosa che ho detto anche a Sveva di avere, non so, io dico il peperoncino perché ancora agli albori, vi ricordate, la Lega era proprio per queste misure, perché le donne non venissero aggredite, eccetera, ma fare attenzione, sono le solite parole che comunque non ci devono distogliere da queste situazioni davvero tremende. Andiamo avanti con Corriere della Sera, sempre Ilaria Sula, l'apertura, Sara Campanella, e poi pensiamo anche, è terribile anche se pensi ai genitori, se pensi ai parenti, gli amici, queste sono situazioni forse è inutile usare dove le parole non ci sono, quindi andiamo avanti. Mattarella e dazi USA, un errore, risposta dell'Europa sia serena, Meloni evitare una guerra commerciale. Alle 22 l'annuncio di Trump. Alemanno, diario dal carcere, qui in 6 su Brande a Castello, il bagno sta dove si cucina, chi si lascia andare è un morto vivente. Il caso delle lavatrici nel 2018 durante i primi dazi di Trump, ecco perché non giovano nessuno. Parmigiano, prosciutto e ortofrutta, ecco come l'Italia è diventata una superpotenza. Milano, fermate le baby gang che colpivano in metropolitana, 50 arresti per furti e rapine. L'oro veniva rivenduto in Romania. Poi speriamo che li fermino, perché li tengano però anche in carcere, perché altrimenti non serve a niente. Giusto. Ha una telefonata, pronto?
Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno Pellegrini, intanto come sta? Allora, vista l'età sono pieno di acciacchi, ma non posso lamentarmi, potrebbe andare peggio. Io ho un'età più veneranda della sua, quindi ormai sono pronto per andarmene ai giardinetti a portare a spasso il volpino. Quindi, Prego, come? Mario, dica. Senta, io sono rimasto indignato, no? Stavo dando quasi un cazzotto al muro per la rabbia. Hanno arrestato a Milano quella retata di Maranza, cioè sono quasi tutti nordafricani, no? E c'è stata un'immagine video che mi ha veramente fatto sobbalzare. Si è vista una vecchietta che avrà avuto una 90 d'anni, era pure piegata su se stessa, poveretta, e c'è sto marocchino, algerino, quello in Maranza, come li chiamate voi a Milano, che la prende, la strattona, gli dà un sacco di botte, a terra 90 anni e gli strappa la catenina. Cioè, davanti a un crimine così odioso verso una persona anziana, debole, indifesa, non c'è pena che tenga, non c'è pena che tenga. È inutile che dire, vabbè, non si può parlare di pena di morte in Italia, siamo un paese democratico. Ma io noto, anche per vederli qui a Rieti, che era una cittadina tranquilla una volta, che il problema non è mi dicono pure del razzista, perché non me ne frega niente. E il problema sono la carica di violenza e di aggressività che hanno questi nordafricani, cioè gli algerini, i tunisini, gli egiziani, i libici, cosa che per esempio non hanno, e tu li vedi a 15-16 anni, hanno una strapottenza, un'area di sfida quando tu li guardi in faccia, no? Va bene? E sono capaci di tutto, cosa che non hanno per esempio quelli dell'Africa subsahariana, che sì, anche lì c'è qualche marcia, ma di solito quelli di colore, specialmente minorenni che vengono dal Senegal, non sono così violenti come questi nordafricani, che sono anche protetti da un senso di impunità veramente, veramente incredibile. Il problema vero, neanche gli indiani, i bangladini, come li chiamano a Roma, hanno questa carica, è un problema proprio di questi nordafricani. Sono violenti. Mario, posso... bisogna sempre fare attenzione. Posso dirle che purtroppo, anche per aver visto, ci sono anche episodi da parte di giovani dell'est Europa. Io ricordo, lei ha detto, no, di quella scena, mi stava per scappare, sai che da dove vengo io si usano le bestemmie. Anni fa c'era il filmato di un rumeno, era chiaramente un rumeno, che aveva aspettato un'anziana nell'androne, e quando l'anziana è entrata l'ha massacrata di botte per rapinarla, ed erano slavi, albanesi, rumeni dell'est Europa. Sono d'accordo con lei, Pellegrini, sono le bande dell'est albanesi che hanno una ferocia, che con quelle nordafricane, che per esempio quelli di colore, quindi non ne faccio una questione di razzismo, non ci arrivano a quel livello di ferocia, levato casi isolati. Cioè, quello che io voglio dire è che loro, tu li vedi a 15-16 anni, anche qui a Rieti, hanno un'aria da Marchese del Grillo, perché io lo so io e voi non siete, hai capito che cosa? Cioè ti provocano, sono strapottenti, che mo che mi fai? Hai capito la risposta che ti fanno? Perché si sentono protetti da questa area di protezione di una certa parte politica. Il problema vero, ecco, sono le bande dell'est e i nordafricani. Gli altri, bene o male, sì, qualcuno delinque e cosa, ma i neri non hanno quella carica di violenza e di ferocia. E questa qui che ho visto questo video non è che era anziana, di più, Pellegrini, questa aveva avuto 90 anni, era piegata su se stessa, non si reggeva in piedi. Va Mario, bene? il punto è che dobbiamo difendersi, perché mi è venuto in mente, sono qui a Milano, ci sono bande violente di Sud America, di latinos, cattolicissimi latinos. Il problema è che questo sistema deve cominciare a pensare di difendere seriamente, di difendere seriamente, perché noi stiamo parlando di una stessa cosa, cioè gli anziani, i fragili, le donne, le ragazze. Anche la nostra Sveva ha detto, speriamo che ci sia che tra i 50 arrestati sia quello che ha rapinato, ha rubato la pensione a una signora, ha rotto il gomito a una ragazza e ha fatto male anche a Sveva. Ecco, il fatto, la parola chiave che lei ha usato è impunità.
Poi siamo d'accordo, possiamo fare distinzione, questo spetta anche agli inquirenti per quando fanno le indagini e andare a cercare nei luoghi giusti. E io, Sì, non, ma il quello che io, 90% quello che di questi... io e lei non siamo d'accordo sulla Francia, ma su questo siamo d'accordo. Diamo pugni sul muro quando vediamo persone fragili aggredite e sappiamo che poi quelli che le hanno aggredite sono impuniti. Questo è un punto Ma da sì, il risolvere. 90% di questi 50, mi pare 40-45, sono nordafricani, non di altre etnie. Poi se fosse stato 2 o 3 italiani. Ma questa immagine, lo vado a rivedere su internet, l'è passata al telegiornale, guardi, mezz'ora fa. Questa, ma perché per 90 anni avrà avuto, forse 100, non lo so, era piegata su se stessa, addirittura non stava neanche in piedi. Questa gli dà lo strattone con una violenza inaudita. Sì, però questi non è che il carcere li redime, non gli fa niente, perché se tu, se lei, caro Pellegrin, fa stare uno di questi 10-12 ore a guardare il soffitto, non ma li deve redimere tramite il lavoro duro, farsi alzare alle 5:30 del mattino, fargli un trattamento alla sergente Hartman, c'è presente Full Metal Jacket, farli correre, farli sfiancare, fare le cose, perché il carcere non serve a niente, li fa diventare ancora più delinquenti. Quindi si vuole la redenzione, detta in maniera dostoevskiana, va bene? E ci vuole che devono pagare il coso. E i 5:30 nei campi a lavorare, c'è tanta campagna abbandonata, c'è tanta terra abbandonata, e poi ginnastica, flessioni, cioè fagli sentire Full Metal Jacket. Questo io da questa gente vorrei, visto che non si può avere la pena di morte. Grazie. Grazie a Mario. Adesso allora andiamo con qui Parlamento. Carrà della Lega parla di forze dell'ordine, poi riprenderemo il rush finale per Segui la Lega. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
No, ma prima Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Buongiorno Sammy, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. A che cosa serve Bronco Free? Serve per tutti i processi alterati delle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte e il nostro medico ci prescrive un mucolitico. Ecco, Bronco Free è un mucolitico perché contiene appunto la bava di lumaca, gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare il catarro, favorirne l'espettorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che noi abbiamo, soprattutto in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve convivere tutto l'anno con la tosse. Bronco Free è la soluzione ai vostri problemi. Oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Bronco Free potete provarne anche solo un flacone, 24 euro. In questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa. 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete dicendo ho sentito la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia.
È davvero Bronco-Free la soluzione a tutte le problematiche respiratorie? Pensiamo anche ai nostri bambini, i nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Bronco-Free. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. Eccoci di nuovo in diretta, questa è sempre Radio Libertà, questa è sempre Oltre la pagina, e a volte ritornano. Per fortuna ritorna ogni volta che lo interpelliamo Giuseppe Liturri. Per sfortuna ritorna ogni tanto Mario Monti, perché francamente certe posizioni potremmo anche faremmo volentieri a meno di certe posizioni che il professore Insub Meneghino ha. L'ultima, apparsa qualche tempo fa sul Corriere della Sera, riguardava il RIARM. Si lamenta il professore perché l'opinione pubblica non è contenta, non è favorevole, si lamenta perché vorrebbe una posizione di unità nazionale, mentre sia nella maggioranza che nelle opposizioni, avete visto anche il voto in Europa del PD, 11 a favore, 10 astenuti, non è così. A quanto pare il pluralismo non è ben visto nei piani alti. Allora, ha spiegato in un bel articolo su Start Mag tutti i punti deboli di questa posizione di Mario Monti, il dottor Giuseppe Liturri, che scrive su Start Mag, scrive anche spesso sulla Verità e anche su Out. Bentornato dottor Liturri, grazie per essere ai nostri microfoni. Grazie Pellegrini, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, tutti i punti deboli delle posizioni di Mario Monti, che intanto però, lei è un economista, si occupa prevalentemente di economia, ma è casuale? Cioè, Mario Monti che prende la parola su un tema così delicato come quello del riarmo sulla prima pagina del Corriere, era l'editoriale, la colonna di sinistra, quella di solito, insomma, che indica un po' la linea editoriale, grosso modo dovrebbe indicare la linea editoriale del giornale. È casuale? Ovviamente la sua domanda è una domanda retorica, ovviamente no, ma le devo aggiungere che a Mario Monti poi ha fatto seguito anche un intervento del professor Giavazzi sulla stessa linea, nel senso di mi perdoni, dottor Liturri, mi scusi, sì. Mi sembra per caso la radio accesa perché sentiamo un ritorno? No, sono con l'auricolare, l'unica. Va bene. No, perché diciamo c'era qualche particolare tecnico che non tornava. Prego, parli, sì. Continui pure, perdoni. Allora, dico subito, diciamo che Monti è solo un tassello di una linea editoriale che tra l'altro negli ultimi giorni ha trovato a seguito nelle parole del professor Giavazzi, nelle parole del professor Cottarelli, per cui diciamo che c'è più di un indizio a favore di una linea. Qual è la linea? Che pare che a Washington si annidi un orso brutto e cattivo che vuole così distruggerci e dobbiamo consegnarci mani e piedi nelle mani dell'asse franco-tedesco. Questa è la straordinaria lo straordinario consiglio che ci viene fornito dal professor senatore Monti in quell'articolo, e con delle affermazioni che lasciano perlomeno perplessi, perché qui c'è un fatto: quando c'è una volontà politica magari emergente da una parte che non è proprio coincidente con quella del senatore Monti, allora c'è un problema di maturità, cioè non siamo maturi, no? Siamo avventati, siamo sprovveduti quasi, non usa questa parola, Monti usa solo la parola di bisogno di maturazione, come se siamo veramente dei giovani alle prime armi. No, in questo momento l'Italia sta tenendo
con grande fatica, devo dire, una barra dritta, che è quella di non dimenticarsi di non dimenticare che dall'altra parte dell'oceano c'è una persona, ci sono degli interessi nettamente divergenti rispetto a quelli del passato. E quindi c'è una politica economica nuova con cui dobbiamo fare i conti. Da qui a dire, come fa Monti, che praticamente Washington è in compagnia delle autocrazie, addirittura delle dittature, ma davvero ce ne passa. Cioè, gli Stati Uniti non cambiano in 2 settimane, da un lato. E dall'altro lato, Monti ci deve spiegare, dovrebbe spiegarci, perché dovremmo fare asse con Francia e Germania, i cui interessi industriali sono oggi, ma lo sono stati sempre, clamorosamente divergenti rispetto a quelli italiani. E oggi lo sono ancora di più, perché consegnarsi mani e piedi all'asse franco-tedesco significa far sì che la loro industria bellica sia un'industria, diciamo, che possa prosperare, con ricadute soprattutto a favore delle loro economie, non certo dell'economia italiana. Ci sono, ma sono modeste, è stato detto. Allora, che consigli ci dà Monti? Tra l'altro, ripeto, facendo figurare l'Italia come un paese incerto, immaturo. Io dico no. Anzi, per la prima volta in 30 anni, forse stiamo facendo una scelta matura. E perché dico questo? Perché Monti porta come esempi di comportamento virtuoso del nostro paese, preparatevi ad ascoltare quello che sto per dirvi, proprio i 2 più rovinosi episodi in cui l'Italia, anziché andare dalla parte giusta, è andata dalla parte sbagliata. 1996, la corsa ad entrare nell'euro, a costo di distruggere o danneggiare seriamente l'assetto industriale di questo paese, e poi successivamente anche nel 2011-2012, quando abbiamo accettato una cura da cavallo perché l'alternativa forse sarebbe stata quella di uscire dall'euro. Cioè noi abbiamo chinato il capo in 2 occasioni negli ultimi 30 anni all'asse franco-tedesco, e tutte e 2 le volte abbiamo lasciato delle profonde cicatrici nel tessuto sociale e industriale del nostro paese. Per cui se la ringa dell'avvocato Monti è quella di perorare ancora una volta la causa di questo asse franco-tedesco, portando come prova appena citato, la conclusione che io ho tratto è quella di dire: bene, speriamo di non sbagliare anche per la terza volta. E riporto il fatto che probabilmente questa volta potremmo fare la cosa giusta. È così segnalato da un episodio non secondario, che ovviamente sui giornali italiani è passato quasi inosservato, con qualche ritaglio, cioè la clamorosa prima pagina della intervista alla Premier Giorgia Meloni sul Financial Times del weekend, di sabato e domenica, che è una tribuna la cui visibilità è enorme. E la Meloni ha preso la prima pagina e con un'intervista ha detto che noi dobbiamo lavorare a fianco di Washington per cooperare, per trovare un nuovo assetto, perché ovviamente se gli Stati Uniti vogliono trovare un nuovo assetto noi non possiamo impedirglielo e nemmeno possiamo fare guerra peggiorando la situazione. C'è un atteggiamento cooperativo, e questo è quello che ha detto la Meloni, ed è andata in prima pagina sul Financial Times a dire una cosa del genere. Ciò significa che quella prima pagina è stata la netta risposta a Macron e ai tedeschi circa il fatto che noi questa volta non ci lasceremo schiacciare in un passaggio così importante della storia del nostro paese e anche della storia dell'Europa. Quindi, e vi aggiungo pure, a distanza strettissimo giro, 48 ore, su Bloomberg, su un'altra grande agenzia giornalistica internazionale, è apparso quello che io mi sento di chiamare un pizzino, cioè un messaggio dallo stile così un po' minaccioso, che rimproverava la Meloni che il suo asse, il suo
rapporto privilegiato con Washington non stesse più fornendo i risultati attesi, quindi la stanno già rimproverando, così imputandole di non portare nessun risultato, cioè che la sua linea politica non stia portando alcun risultato. Quindi ci sono 3-4 cose che un po' si legano fra di loro, dei puntini che si legano fra di loro, che ci confermano il momento molto importante che stiamo vivendo e le scelte molto importanti che dobbiamo fare da questo punto di vista. Una è sicura: non seguire i francesi e i tedeschi e assumere una nostra autonoma posizione nei confronti del nuovo assetto che da Washington si vuole dare, parlando, specificando le nostre differenze e così trovando un autonomo canale di comunicazione. Tra l'altro c'è l'altro aspetto, no? I due esempi portati da Mario Monti, quell'altro è quello del 96, che fu rovinoso. Quello che mi sorprende, tra l'altro ne parlo con lei, lo sa 100 volte, è lei che insegna a me, quindi, però lo studio del Sole 24 Ore che dimostra che è stata proprio l'entrata dell'euro che ha impoverito i salari, perché in Europa hanno deciso, la BCE mi sembra avesse deciso che bisognava mantenere i salari italiani bassi affinché le merci fossero competitive e si potesse contribuire a, diciamo, ripianare il debito pubblico. Comunque l'euro che ha provocato, è la prima grande causa dell'impoverimento dei salari. E adesso sentire Mario Monti sulla prima pagina del Corriere della Sera dice che nel 96, quando si decise era un momento molto delicato, e tra l'altro io mi stupisco sempre, c'erano persone autorevoli, che anche il professor Tremonti mi viene in mente tra gli altri, che esprimevano delle perplessità, sono stati letteralmente estromessi dal giro. Anche questo fa pensare, insomma. Certo, ma io le aggiungo questo aspetto: il fatto che quella scelta fatta nel 96 consegnò il nostro paese a un, diciamo, ventennio, trentennio successivo di difficoltà, è un fatto ormai accertato storicamente. Cioè, quindi ci sono dei dati, ci sono delle sequenze, delle dinamiche dell'economia che si sono prodotte in quegli anni. Una è più importante, che quella che lei ha sottolineato, cioè la competizione tutta basata sulla compressione dei costi, in primis quello dei salari. L'ha ammesso Draghi, lo stanno ammettendo tutti. Quel modello economico a cui aderimmo nel 96 è un modello economico che ha danneggiato gravemente il sociale, quindi le relazioni sociali del nostro paese e l'industria del nostro paese. Altro è, su questo dobbiamo essere chiari, decidere oggi di abbandonare quel modello, perché ovviamente ci sono dei costi connessi e c'è una opportunità, una valutazione che va fatta oggi. Ma almeno, ecco, conveniamo su un fatto, che quel episodio che viene portato come virtuoso alla prova dei fatti si è rivelato un nostro paese. Ma quello poi del 2011-2012 è stato figlio ovviamente dell'adesione a quel modello, è il figlio della volontà di reiterare ancora certe ricette economiche bocciate dalla storia. Cioè noi nel 2011 siamo stati costretti a 8 anni di stagnazione e di crescita della disoccupazione, perché si è aderito a un modello bocciato dalla storia, imposto da Bruxelles. Questi sono fatti, ripeto, ma riconosciuti da Draghi, da Gentiloni in più occasioni. Quindi non lo stiamo dicendo io e lei per darci ragione reciprocamente, ormai sono fatti accertati e consegnati alla storia. Ecco, siccome la storia poi dovrebbe insegnarci, questa è la conclusione, vogliamo per la prima volta imparare qualcosa dalla storia e muoverci nella direzione opposta rispetto a quella imposta dall'asse franco-tedesco? Cioè, l'unica, ma davvero, se qui dobbiamo assumere una posizione antagonista, lo dobbiamo fare in questo momento verso quelle capitali
che ancora una volta, quando si tratta di fare i propri interessi, ognuno per sé. Quando si tratta poi di ancora una volta tutelare i propri interessi su dei dossier su cui non sono fortissimi, allora dobbiamo andare insieme. Questa è la cosa che io vorrei sottolineare agli ascoltatori. Questi sono sostenitori di un'Europa à la carte, cioè a menù. Si scelgono quello che serve e quello che serve lo prendono per loro. Quando poi magari non c'è una mala parata, si prospetta una mala parata, allora dobbiamo andare tutti insieme. E no, non funziona così. A questo punto, se la logica è quella di risolvere specificamente ognuno i propri problemi, perché l'hanno introdotta loro, non l'abbiamo introdotta noi, bene, anche noi, allora pensiamo ai nostri interessi e parliamo con Washington in autonomia. Ecco. Allora, a brigante e mezzo, questa è la mia risposta. Ma ripeto, è l'Italia che, stanca di subire certi comportamenti opportunistici di Francia e Germania, prende una strada autonoma. Ha tutta la possibilità di farlo, perché anche su questo smettiamo con la retorica del siamo piccoli da soli, dove ne andremo mai. Non esiste, perché siamo comunque tra le prime 10 economie del mondo. 10-15 economie del mondo. Allora, cosa dovrebbero dire gli altri 180 paesi che ci seguono in questa Dottor graduatoria? Litturi, siamo adesso è molto bella la citazione, mi lascia apprezzare la citazione di Ghino di Tacco. E in chiusura, non è un argomento che ne abbiamo già parlato con lei, ma avendo al microfono non posso lasciarmi sfuggire l'occasione. Contro la rovescia, questa sera alle 22 scattano i dazi, sono i dazi amari, no? Con facile gioco di parole. Cosa si aspetta lei? Io mi aspetto un'iniziativa molto, molto dura da parte del presidente Trump, e allo stesso modo le dico molto dura, cioè molto consistente, significativa. Non sarà un buffetto sulla guancia sicuramente. Allo stesso tempo io da settimane sostengo di evitare questo approccio isterico, ansiogeno, terroristico che domina sui giornali rispetto a quello che annuncerà Trump, che ripeto, a mio modesto avviso sarà consistente. Dobbiamo cooperare per trovare un nuovo assetto. E siccome il nostro paese ha tutte le leve, tutte le virtù, ha anche molti difetti, però tutte le virtù per prosperare in un nuovo ordine, nel nuovo ordine economico che vuole disegnare Trump, non ci facciamo la testa. Questo è il mio invito. Cioè, si continua a parlare da settimane, oggi l'ultima settimana è stata impressionante, ma su un evento, che è un evento, tra l'altro, che appartiene a uno degli eventi possibili nella storia dell'economia, è una delle leve normalmente esistenti. Tra l'altro la World Trade Organization esiste anche per impedire che i dazi siano utilizzati in modo, diciamo, irrazionale, in modo erratico. Quindi è una vicenda che dobbiamo gestire. Sicuramente, ecco, non la si può gestire con il metodo e soprattutto anche i toni della von der Leyen, perché usare la parola rappresaglia o ritorsione, che dir si voglia, è un errore lessicale, prima ancora che errore strategico, che ancora una volta ci fa capire che non è quella la strada. Non è quella la strada. La strada è quella di discutere, perché, e con questo concludo, se dopodomani, quindi stasera farai i dazi, metterai i dazi, e dopodomani sarà un altro giorno, se dopodomani Trump decidesse, anche addirittura in aggiunta ai dazi, in modo coordinato col resto delle grandi potenze, o anche in modo non coordinato, di svalutare pesantemente il dollaro, l'impatto dei dazi sembrerà schiuma sulla battigia, sembrerà nulla rispetto a una maxi svalutazione improvvisa del dollaro. Quelli sono i danni che noi dobbiamo cercare di evitare. I dazi li gestiremo prodotto per prodotto, settore per settore, e anche qui va detto alla von der Leyen e a tutti i sostenitori dell'Unione:
Dov'è il mercato interno? Perché si esporta fuori dall'Unione Europea quando siamo nel più grande mercato di 450 milioni di consumatori? Forse c'è qualcosa che non va qui in casa. Perché dobbiamo andare a cercare dei clienti dall'altra parte dell'oceano quando abbiamo qui così poche ore di volo e a qualche decina di ore di treno 450 milioni di ricchi consumatori? Forse non sono così ricchi perché qualcuno li ha resi poveri. Parliamo di questo. Allora, Certo. Calma e gesso è la mia risposta. Si valuterà con calma quello che farà Trump e si parlerà con Trump per trovare un equilibrio, perché Trump in questo momento, non dimentichiamolo, sta cercando di riportare la barra al centro rispetto a una situazione di squilibrio. C'è uno squilibrio preesistente che si sta cercando di curare o riequilibrare. Non è un pazzo furioso che fa la prima cosa che gli passa per la testa. C'è una valutazione di certi aspetti dell'economia, c'è la volontà di portare la barra al centro, di riequilibrare alcuni aspetti. Dottor Così la Litturi, dobbiamo leggere la vicenda dei dazi. è stato chiarissimo. Allora, io ringrazio ancora Giuseppe Litturi, lo possiamo leggere sulla Verità, su Start Mag Online, su Out. Grazie ancora, davvero, e risentirci a presto. Grazie e buon pomeriggio. Andiamo alla conclusione allora di questo Oltre la pagina, vediamo gli aggiornamenti. Purtroppo c'è questo campeggia la cronaca nera, orribile veramente. I casi di queste due ragazze, Ilaria Sula e Sara, bellissimo nome anche Sara, anche Ilaria, ma è sempre piaciuto il nome Sara. Non c'entra nulla, non so cosa dire perché sono fatti orrendi. Altri, vediamo Dagospia cosa ha scelto. Dagospia ha scelto un momento più leggero. Ieri è andato in onda uno scambio molto duro tra Alessandro Sallusti e Andrea Scanzi. Potete andare a leggere su Dagospia. Scanzi in tutta la sua simpatia. Allora chiudiamo. Vediamo messaggi WhatsApp. Abbiamo Cicce Barbù, detto il Pelle di San Vito. Oggi mi abbandono all'Ira. Seven, vedi Vincent De Maio. Bellissimo. Mario Morti e Ministro Fornero. Vi odio, vi disprezzo dagli alti monti al profondo del mare. Stefano Del Brembo, che saluta anche i radioascoltatori. Poi parla appunto di questi terribili delitti. Purtroppo adesso non c'è tempo. Tutto è vero. Chi non lo sa perché non gira di notte, si parla della paura anche che c'è in giro. Infine Luca da Brescia, il professore in Perù, ma lui insegnava all'università in Subrica, tra l'altro, il professor Musso. Non so se insegna ancora, credo abbia una visione un po' ucraina, dimenticandosi della storia che ha portato alla situazione attuale. Dopo le dichiarazioni non condivisibili del professore, mi sembra una canzone che calza a pennello, il Condor Pasa, presumo di Simon Garfunkel, anzi me l'ha confermato anche Sveva. Sono in chiusurissima, grazie anche a Luca, non ho tempo per repliche. Dopo, adesso c'è la chiusura e poi non so se farei tempo. Sì, Luca, stai lì che sentirai subito dopo le 15, dopo le 15 il Condor Pasa 15:01 sforato. Grazie Sveva e grazie a tutti voi. Miau! Avete ascoltato Oltre la pagina.